Al termine dell'incontro con l'Edilfox il Trissino esce vincitrice per 2-1 con mister Da Costa a commentare questa vittoria importante che vi mantiene là in alto, anche perché Forte dei Marmi continua a vincerle tutte. Sì, no, sappiamo che questa era una pista molto difficile, era importante vincere i 3 punti perché domenica abbiamo una partita molto importante a casa e noi in questo momento stiamo bene e era importante continuare così. La gara con l'Edilfox era molto, diciamo, particolare, l'anno scorso l'Edilfox arrivò fino alle semifinali proprio con il Trissino, una pista dove è caduto anche il Lodi, quindi per voi ho visto massima attenzione, giusto un po' di sofferenza nel finale, però nel complesso comunque è stata una gara giocata molto con la testa, molto ragionata. Sì, no, sapevamo che era importante arrivare qua bene, sapevamo che era una pista complicata, contro una bella squadra, ben allenata, con un bel allenatore, e sapevamo che per vincere qua era importante sapere soffrire. E il mio giocatore è stato molto bravo e ha giocato come noi pensavamo fare qua e sono molto contento. Da segnalare l'assenza del capitano João Pinto che è forfait, come sta il giocatore? Sta a recuperare, vediamo come va il prossimo giorno, lo prossimo giorno per vedere se lui domenica può giocare o no, ma noi abbiamo 10 giocatori di pista e tutti sono molto bravi e tutti sono pronti per giocare. Complimenti per la vittoria stasera e in bocca al lupo. Grazie, grazie mille.